Un boato tremendo, un'auto accartocciata che esce di strada. Il bilancio è pesantissimo, morto 3 persone gravi e una decina di feriti. Coinvolti nel tragico incidente un autobus della TVO e una vettura, una punto bianca. A perdere la vita il conducente dell'auto, un quarantenne, grave la donna che sedeva accanto e gravi anche 2 dei passeggeri del pullman. Si tratta di un frontale che non ha lasciato scampo all'automobilista. La vettura dopo il drammatico impatto è volata dentro un fossato, le lamiere contorte, i corpi straziati, l'ennesima tragedia della strada. L'incidente è avvenuto intorno alle 16 sulla statale Triestina, all'altezza di Canoghera. Il traffico è stato bloccato per permettere ai mezzi di soccorso di raggiungere il posto. In pochi minuti è arrivato l'elicottero del SUEM e poi a gran velocità ambulanze, vigili del fuoco, la polizia municipale. Secondo una prima ricostruzione, anche se la dinamica è tuttora al vaglio delle forze dell'ordine, l'automobilista che si dirigeva verso Venezia a un tratto avrebbe perso il controllo dell'auto, finendo nel senso opposto di marcia, dove stava provenendo l'autobus. L'impatto frontale è stato violentissimo, un boato, hanno detto alcuni residenti. C'è stato uno scontro, ma l'autista è stata comunque bravissima perché ci ha salvato tutti quanti. Poi i soccorsi, la folle corsa verso gli ospedali nel tentativo di salvare delle vite umane. Intanto i vigili del fuoco hanno allertato la protezione civile per distribuire acqua agli automobilisti rimasti bloccati nel traffico completamente paralizzato. La viabilità è stata fatta defluire verso Quarto d'Altino e Porte Grandi.